il massimo rispetto per chi ha avuto un lutto in famiglia, ma certamente come loro esprimono delle idee, io ho altrettanto diritto a esprimere le mie idee, altrimenti avrei sbagliato lavoro, potrei starmene a E lei casa. dice all'interno del centrodestra, all'interno della Ma maggioranza, insomma, guardi, lei si sente francamente, lì. francamente, fino all'altro ieri queste che esprimo io erano le idee del centrodestra. Se il centrodestra ha cambiato idee, vuol dire che farò anch'io le mie riflessioni. Finito nella bufera mediatica e politica, Stefano Valdegamberi non ci sta a passare per un eretico del centrodestra. Lui, eletto nella lista Zaia, e oggi nel gruppo misto. L'ultima dichiarazione il giorno dei funerali di Giulia in un'intervista rilasciata ad un'agenzia è quella parola telenovela usata per definire la vicenda. L'affermazione telenovela partiva da una domanda che esprimeva quel termine lì, dicendo ma non le sembra eccessivo questa esposizione mediatica, questa quasi telenovela? Ho detto guardi, io la trovo anch'io eccessiva. Valdegamberi finora ha sempre partecipato alle riunioni allargate del centrodestra regionale, ma oggi la sua presenza è quanto mai in bilico, tranchant il presidente dell'intergruppo leghista Villanova. Partecipava alle nostre riunioni, io credo che dopo gli attacchi che ha rivolto al presidente Zaia, a me e a chi sostiene insomma la linea che abbiamo tenuto noi, credo che sia lui il primo a non partecipare più alle nostre riunioni. Quindi penso che la distanza mi sia talmente ampia che sia impossibile ricucire, anche perché vedo che queste prese di posizioni continuano ad arrivare, sono costanti, e quindi penso che siano due strade molto, molto diverse le nostre. A me risulta che sia stato Zaia ad attaccare me più volte, io non ho mai replicato. Ho rispetto di Zaia in quanto è il presidente e io sono fedele agli accordi presi, però c'è la dignità di una persona che a un certo punto ha altrettanto rispetto verso le mie idee. Ma il clima da tempo è teso non solo in realtà con Valdegamberi. Vedi la discussione della legge sul fine vita approdata in quinta commissione sanità in queste ore, ma qui è lo stesso Villanova a dire che sono due cose differenti. Dopodiché questo provvedimento arriverà in aula e lì il nostro approccio come gruppo sarà quello di lasciare assoluta libertà di coscienza